Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Pronostico del tempo. Sani, mi chiamo Fernando Menegatti e sto qua è l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. I rospadi fa assistente il tempo taposiris magna d'Alessandria, in Telesito, i negai scantarà l'esistenza de sedese tombe partegoeare, rospai in tea croda, rento de ste tombe a gavea dei mumie coe lingue de oro. I sbisegatori involti crede che esta la fusse la tegenega ovrada dall'antico popolo in Telesito, durante il processo di imbalsamazione e mummificazione, ase tanto da credere che chi ga cava via le lingue che umane dai corpi i cusita i gamete storrento che altre lingue faseste su de oro in te a bocca dei morti. Ase da se non ha possibilità che a pratica la sincrosa al crederghe dei persone dell'epoca. La polessarghe sta sossonsesta in te speranza che il morto il poea bacar cosiride la estra importante divinità del giudizio dei morti in te a vita da spo del passaio. Sani, mi chiamo Marcos Daniel Zancan e sto qua l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. Ghetto ormai dovrà il Pix? Passaseo, a novembre del 2020, il gas commissia in Brasile un nuovo sistema per fare pagamenti virtuali, il Pix, Sistema Nazionale di Pagamenti Istantanei. Tra le novità, questo nuovo sistema le permette il pagamento e il trasferimento di SKEI 24 ore al dì, in modo istantaneo e senza nessun costo per le persone che le offre il sistema. Il Pix è un'alternativa in P al DOC e TED, sistema antichi doprai tempo fa in Brasile. Secondo il direttore del Banco Central del Brasile, João Manuel Pinho de Mello, il Pix è istantaneo, il SKEI è lascia il conto di chi che il paga e il arriva so che l'altro conto in media di 2 secondi, con 90% delle transazioni in un massimo di 10 secondi. Ma per fare una transazione col Pix, bisogna prima farti su una chiave con la banca dove che la persona laga il suo conto. Hanno bisogno di avere un nuovo conto. L'identificazione la è fatta solo che col numero del CPF, registro delle persone fisiche, o col numero del telefonino, o anche la email. E hanno bisogno di tutte le informazioni del DOC o TED, fa il nome della banca, numero dell'agenzia, numero del conto, nome delle persone e avanti cosita. Il Pix è un sistema sicuro che fa le altre sistemi e le permette anche a pagare drill doppelghe e il QR code. Il sistema ormai è disponibile per quei che hanno il conto aperto in qualsiasi banca del Brasile e anche nelle altre istituzioni finanziarie registrate dentro il Banco Central del Brasile. Fin adesso il sistema lega più di 46 miliardi di persone che lo offre e ancora a 2021 il sistema le permetterà anche i pagamenti di altre robe, come fa le fatture d'acqua, energia elettrica e tutte le tasse. Nel 2022 potrà essere disponibile l'internalizzazione del Pix con i trasferimenti internazionali.
Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.